Sono 1011 i nomi che risuonano per le vie della città. Nel 1996, ossia 24 anni fa, un anno dopo la fondazione di Libera, nella prima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, erano già 300. Sono le vittime delle mafie. In 50.000 sono scesi in piazza oggi per ricordarle e per dare un forte segnale di presenza. Un applauso spontaneo parte alla lettura dei nomi di Falcone e Borsellino. Antonio Montinaro, Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Caparano, Henry Walter Pesino, Emanuela Loni. Una grande bandiera della pace apre il corteo insieme alle famiglie delle vittime. Tra loro anche il fondatore di Libera, Don Ciotti, l'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Rao, il segretario della CGIL, Maurizio Landini, il vescovo Cipolla e una delegazione dei sindaci di vari comuni. Il variopinto corteo, formato da studenti, lavoratori e famiglie, è partito alle 9 da Piazzale Boschetti ed ha attraversato via Trieste, Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi, via Cavour, via 8 Febbraio, via Roma, via Gualchiere, Riviera Ruzzante e via Rudena, sino a giungere in Prato della Valle, dove era collocato il palco per gli interventi. Emblematica la scelta di Padova come piazza principale di questo evento. Le mafie sono presenti anche nel ricco nord-est e il caso di Eraclea ne è la conferma. Da qui l'invito a non abbassare mai la guardia e a denunciare. Sfishamar Channel News, Padova.